La fine della saga sul terzo mandato è tutt'altro che scontata ed ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il governo impugnerà di fronte alla Corte Costituzionale la legge regionale della Campania che consente al Presidente della Regione in carica Vincenzo De Luca di ricandidarsi per il terzo mandato, la decisione si riflette indubbiamente anche sul Veneto, dove, stando alle parole pronunciate dalla Premier nella conferenza stampa di fine anno, la partita della presidenza tra Fratelli d'Italia e Lega non è ancora finita. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Penso che su queste vicende però si debba discutere con grande serenità con gli alleati ed è quello che faremo. Non penso che su questo, non me ne vorrete, diciamo, il dibattito per il tramite della stampa aiuti, perché alla fine, come abbiamo sempre fatto, valutiamo su ogni regione, insomma, quelle che sono le condizioni migliori e su quelle operiamo. Chiaramente l'obiettivo per noi è soprattutto vincere le elezioni, cercare di diciamo, dare ai cittadini di queste regioni quella che crediamo sia la proposta migliore. Però io ragiono così, ecco, non ho mai amato e non lo faccio adesso, neanche adesso, il fatto che ci si dica per il tramite della stampa io. Non è il modo giusto di procedere secondo me, quindi penso che ne parleremo prima noi e poi se riusciremo lo comunicheremo alla stampa una volta che lo abbiamo deciso. Sul tema è intervenuto anche il Partito Democratico. La decisione del governo Meloni di impugnare la legge regionale della Campania, che avrebbe consentito un terzo mandato al presidente De Luca, mette fine anche alla telenovela Zaia e segna un punto definitivo anche per il Veneto. È davvero un po' malinconico, peraltro, che il presidente uscente fantastichi sulla possibilità che la Consulta metta in discussione questa decisione. La verità è che Zaia governa da 15 anni in Veneto e che oggi c'è bisogno di una nuova leadership, di una nuova visione, di nuovi progetti che questo centrodestra non è più in grado di dare. La procedura dell'impugnazione da parte del governo in sostanza viene utilizzata nel caso si ritenga che una legge vada oltre le competenze regionali, il che potrebbe riflettersi anche nel prossimo possibile mandato del governatore friulano Massimiliano Fedriga, che infatti ipotizza per la sua regione l'introduzione di una semplice modifica alla legge regionale contando sulla specialità della regione. La Premier Meloni è intervenuta anche sul tema dell'autonomia e del prossimo possibile referendum. Sul tema delle modifiche richieste dalla Corte Costituzionale, noi chiaramente ci sono particolarmente livelli essenziali delle prestazioni, dicevamo, e credo che il governo debba comunque andare avanti a fare le sue modifiche per adeguarsi alle prescrizioni della Corte Costituzionale in caso di referendum. In generale sui referendum che riguardano le riforme costituzionali che stiamo facendo, cercherò di fare un passo indietro, nel senso che considero che sarebbe un errore, tanto per il referendum sull'autonomia, quanto per il referendum sulla giustizia, quanto per il referendum sul premierato, non stare nel merito della questione. Sono riforme che noi abbiamo fatto, ci abbiamo messo la faccia, ovviamente, ma le consegniamo, quando arrivano al referendum, ai cittadini. Poi, chiaramente, io dirò quello che penso di queste riforme, ma in questo senso, diciamo, fare campagna elettorale, nel senso di cercare di spiegare ancora meglio ai cittadini perché riteniamo che siano riforme positive per loro. Ecco, questo penso che sarà l'impegno che possiamo garantire.